Il futuro degli ospedali del Tigullio passa attraverso la loro riorganizzazione. Parte il 10 dicembre il nuovo organigramma dell'ASL 4, da cui discenderà anche la suddivisione di specialità e cure. L'agricoltura riparte con i bandi europei. Risolti i problemi del software AGEA, i gruppi di azione locale stanno aprendo bandi per il settore. Questa sera diretta TV con l'assessore regionale Mai. Il Papa all'Angelus ha invitato a vivere l'Avvento in un'attesa vigile in preghiera. Natale non è una festa mondana. Poi il pensiero del pontefice per la Siria martoriata dalla guerra. Servirà per ampliare il servizio ai poveri il ricavato della cena dei club service del Tigullio, destinato quest'anno alla mensa dei frati di Santa Margherita Ligure. Dal vescovo l'invito a vivere l'attesa nel tempo di Avvento. Pareggio casalingo per la Virtus Entella, che ospitava al Comunale un Novara in formato Serie B. Ora i biancocelesti si preparano al turno di Coppa Italia giovedì a Marassi con il Genoa. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Dunque prosegue il dibattito circa il futuro degli ospedali del Tigullio, con un particolare riferimento all'ospedale di Sestri Levante. Non molti giorni fa, infatti, come ricorderete, il sindaco Valentina Ghio aveva posto alcuni quesiti specifici alla direzione generale dell'ASL 4 Chiavarese. La nuova sistemazione dei reparti ospedalieri è il frutto di una più ampia riorganizzazione che riassumiamo in questo servizio. Il 10 dicembre parte la nuova riorganizzazione dei dipartimenti dell'ASL 4 Chiavarese. Cambia dunque l'organigramma sulla base delle indicazioni del piano sociosanitario. La nuova organizzazione prevede la suddivisione dell'azienda in due aree, quella ospedaliera e quella territoriale, con un indirizzo di integrazione fra ospedale e territorio e con la ridefinizione della presenza delle strutture negli ospedali. Noi abbiamo 3 ospedali, abbiamo voluto assegnare ad ognuno di essi un forte mandato che è indispensabile per garantire la massima efficienza, ma soprattutto efficacia e sicurezza nell'agire, perché avere le attività disgregate su più sedi non è funzionale al paziente né al percorso di cura. In ottemperanza ai decreti in materia, l'ospedale di Lavagna, sede dell'emergenza e dell'urgenza, vedrà il raddoppio del pronto soccorso e l'inserimento della medicina per acuti e accoglierà le specialità di otorino e urologia. Rapallo sarà dedicato alla chirurgia a media e bassa complessità e Sestri Levante alla riabilitazione. L'ospedale di Sestri Levante verrà ristrutturato anche dal punto di vista del blocco operatori, con la realizzazione di sale per la chirurgia ambulatoriale, e quindi manterremo in questa sede l'attività dermatologica, che è un'eccellenza a livello regionale perché abbiamo dei numeri veramente significativi e importanti, ma anche tutta l'attività a supporto dell'oncologia che si concretizzerà in questo polo, tutta la terapia del dolore, ma anche la parte bioptica della senologia diagnostica, la senologia clinica, che ha bisogno appunto di questa sala, ma ancora per la broncoscopia, l'attività pneumologica resterà su Sestri Levante, con una medicina di altissimo valore, perché sarà una medicina ad indirizzo oncotoraco-ematologico, proprio in virtù del mandato oncologico che abbiamo assegnato a questo ospedale. Ci sono 2 piani vuoti o sottoutilizzati a Sestri Levante? Guardi, è proprio questa la forza del nostro progetto, perché l'ospedale di Sestri Levante vedrà utilizzato interamente i propri spazi in virtù di una riorganizzazione delle attività con ampliamento delle stesse. In particolare il piano sesto ospiterà per intero la riabilitazione motoria e neuromotoria. Al contempo abbiamo previsto l'inserimento, che è già avvenuto, di 2 medici di medicina generale, proprio in vista della realizzazione di un'unità degenza infermieristica che fa parte delle prerogative del piano sociosanitario regionale. Al terzo piano invece porteremo tutte le cure intermedie, perché trasferiremo dall'ospedale di Rapallo le cure intermedie che verranno allocate all'ospedale di Sestri Levante, dove si raddoppierà pertanto l'attività per questa tipologia di cura. Queste decisioni sono state assunte attraverso un'attenta valutazione dei bisogni dei nostri assistiti e quindi sono state fatte con cognizione di causa. Dopo il caos AGEA, con i problemi di accesso al software necessario per partecipare ai bandi e ottenere i contributi, da quest'estate l'agricoltura sta provando a ripartire. In queste settimane i GAL, gruppi di sviluppo locale del territorio, stanno pubblicando i primi bandi relativi al turismo, un settore tuttavia alle prese con 1000 difficoltà, non ultima quella legata al maltempo. Sentiamo l'assessore regionale Mai, intervistato in occasione della visita all'impianto di maricoltura della società Acqua di Lavagna.
Quali risposte dalle istituzioni? Tanto bisogna evidenziare che la Regione Liguria ha avuto danni nel comparto agricolo e della pesca per oltre 30 milioni, quindi è un dato allarmante. È chiaro che queste risorse qui sarà difficile andarle a recuperare, ma stiamo mettendo in campo tutte le forze possibili per poterlo fare, quantomeno per garantire un sostegno iniziale alla ripartenza di certe attività come acqua ad esempio in questo caso, ma anche penso alla flotta pescherecci che in Liguria è praticamente azzerata. Ci siamo attivati ovviamente subito col Ministero, abbiamo sentito più volte il Ministro, abbiamo attivato la misura 1.35 del FEAMP che potrebbe garantire una certa liquidità, abbiamo chiesto l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, ma recentemente incontrandoci anche con le altre regioni stiamo provando ad accedere ai fondi del Fondo di Solidarietà europeo. Quello dovrebbe garantirci una certa sussistenza e un aiuto per queste imprese. Ovviamente noi ci sono anche delle altre misure che possiamo apriremo una nel prossimo anno, proprio credo a gennaio, la misura 248 sempre del FEAMP che potrebbe servire a impianti di acquacolture come questo, oppure penso ai mitilicoltori di Spezia. È chiaro che una pacca sulla spalla non basta in questi casi, ci saranno delle risorse economiche importanti. Abbiamo anche contattato anche diversi istituti di credito che potrebbero garantire un prestito a tasso agevolato proprio in questi frangenti, ad esempio c'è il Banco di Chiavari che si è fatto avanti, ma c'è anche Crédit Agricole con cui ho parlato proprio ieri, che sarebbe disponibile a aiutare in questo frangente questo comparto sia acquacoltura che pesca ma anche agricoltura per fare la loro parte. E l'assessore regionale Stefano Mai questa sera sarà ospite della trasmissione Direttamente Su dedicata all'agricoltura, durante la quale affronteremo le sfide del comparto. In studio ci saranno anche Paolo Corsiglia di Coldiretti, Daniela Segale del GAL Verde Mare e Alessandro Ferrante di CIA Liguria di Levante. L'inizio alle 21:10. Per il pubblico da casa c'è la possibilità di intervenire telefonando o inviando un SMS. Profondo cordoglio a Rapallo e nel mondo del giornalismo locale per la scomparsa di Emilio Carta, giornalista e scrittore. Da tempo affetto da una grave malattia, si è spento ieri pomeriggio all'età di 72 anni. Lascia la moglie e la figlia. Era stato per molti anni addetto stampa del comune di Rapallo e corrispondente per il secolo XIX. Era stato tra i fondatori di Tele Liguria, la TV inizialmente via cavo e poi su UHF, con la quale ha collaborato per molto tempo tra il 1976 e l'80. Dalla sua città e dalla passione per il mare erano scaturite diverse opere letterarie. Era direttore responsabile dei periodici Il Mare e Penisola, organo ufficiale dell'Anfas Tigullio Ovest. Alla famiglia le condoglianze e la vicinanza nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Nell'Angelus della prima domenica di Avvento Papa Francesco ha spiegato come vivere questo tempo liturgico che ci prepara al Natale, cioè all'accoglienza di Gesù. Non lasciamoci, ha raccomandato Francesco, opprimere da una vita egocentrica e non viviamo il Natale come una festa mondana, preoccupandoci solo di che cosa comprare. L'atteggiamento da assumere è quello di un'attesa vigile e di preghiera. Sentiamo. Nell'Angelus della prima domenica di Avvento Papa Francesco spiega come vivere questo tempo liturgico che ci prepara al Natale, e cioè all'accoglienza di Gesù, ma che risveglia in noi anche l'attesa del ritorno glorioso di Cristo e invita ciascuno di noi a prepararci all'incontro finale con Lui, con scelte coerenti e coraggiose. In queste 4 settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario, ed uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. Gesù nel brano odierno del Vangelo ci dice: state attenti e ancora vegliate in ogni momento, pregando. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della propria vita con i suoi problemi, le sue gioie, i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia,
questo chiude la speranza. Nella prima lettura di questa domenica il profeta Geremia invita il popolo provato dall'esilio e che rischia di perdere la sua identità alla speranza. E il Papa osserva che anche noi rischiamo di mondanizzarci, di perdere la nostra identità, anzi di paganizzare lo stile cristiano. Poi il riferimento di Francesco a Maria, la madre di Gesù, che ci accompagna in modo particolare in tempo di Avvento. La Vergine Maria che ci porta a Gesù, donna dell'attesa e donna della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare che attraverso il travaglio della storia Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare la sua misericordia. Al termine della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha ricordato la drammatica situazione che vive ancora dopo 8 anni la Siria, devastata dalla guerra. Ha chiesto di pregare per quel popolo e perché i cristiani possano rimanere in quelle terre. Aderendo all'iniziativa dell'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, Francesco ha poi acceso un grosso cero, simbolo della speranza che presto in Siria possa ritornare la pace. Un gesto che, ha detto il Papa, tanti bambini oggi faranno, bambini siriani e tanti fedeli nel mondo contemporaneamente. Questa fiamma di speranza e tante fiammelle di speranza disperdano le tenebre della guerra, ha invocato Francesco. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. La fiamma della speranza raggiunga anche tutti coloro che subiscono in questi giorni conflitti e tensioni in diverse altre parti del mondo, vicine e lontane. La preghiera della Chiesa li aiuti a sentire la prossimità del Dio fedele e tocchi ogni coscienza per un impegno sincero a favore della pace. E ha compiuto 20 anni l'associazione Rondine Cittadella della Pace, che questa mattina è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco, uno dei 2 momenti significativi che sono stati organizzati proprio per celebrare questo importante anniversario. Il secondo sarà il 10 dicembre a New York alle Nazioni Unite per illustrare ai 193 Stati membri, riuniti in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario dei diritti dell'uomo all'ONU, il suo modello di trasformazione dei conflitti e lanciare un appello di pace. Oggi questa intuizione di Franco Vaccari, professore e psicologo riconosciuto a livello internazionale per la sua opera di mediazione del conflitto, è considerata un laboratorio di educazione alla pace e un luogo dove i nemici possono conoscersi per vedere la persona al di là di barriere e nazionalità. Approfondiremo i contenuti dell'udienza di questa mattina con Papa Francesco nel corso delle prossime edizioni del nostro notiziario. Gaetano Bove e Rosalia Zito festeggiano domani 70 anni di matrimonio. Si sono sposati il 4 dicembre del 1948 a Bisacquino, in provincia di Palermo, ma risiedono da tempo a Sestri Levante. Il signor Gaetano ha 89 anni, Rosalia 88. Ieri hanno festeggiato nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, insieme a tutta la famiglia, in particolare con i figli Enza, Teresa, Giuseppino e Francesco. I familiari ringraziano il centro di aggregazione La Tenda di Sestri Levante, il parroco Don Mauro Sapia, la direzione di Villa Ilia e i volontari che si sono occupati per accompagnare questa coppia, è il caso di dirlo, davvero di ferro. E ora andiamo al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno con le nostre immagini, dove si sono radunati i 35 club service del nostro territorio per la tradizionale cena prenatalizia che quest'anno ha avuto lo scopo di sostenere la mensa dei poveri dei frati cappuccini di Santa Margherita Ligure. Il ricavato servirà ai religiosi per proseguire e incrementare il loro servizio ai poveri. Ha compiuto 7 anni l'appuntamento prenatalizio dei 35 club service del Tigullio, che consiste nella Santa Messa presieduta dal Vescovo al villaggio del ragazzo e in una cena con raccolta fondi a sostegno di una delle mense dei poveri del territorio. Quest'anno la mensa prescelta è quella dei frati cappuccini di Santa Margherita Ligure. È il sostegno del cuore, sinceramente, che ci viene dato, perché ci sentiamo supportati da una grande famiglia che vibra con noi anche al di fuori di questo incontro lungo l'anno. La mensa offre un pasto per 30-40 persone in media al giorno, con punte anche più alte. Il sostegno dei club service servirà anche per allargare il servizio dei frati alle persone che vivono situazioni di marginalità. Non basta dare da mangiare alle persone se non ci accorgiamo che, ad esempio, molti di loro non hanno manco i denti, perché
allora vorremmo aprirci al servizio al di là del nutrimento che è provvidenziale, perché esistono le persone che hanno fame, la vera fame, ma al di là di questo prestare un'attenzione alla salute. Nella sua omelia il Vescovo di Chiavari ha posto l'accento sull'inizio del tempo di Avvento e sulla condizione di attesa dell'esistenza stessa, invitando a non soffermarsi sul compimento di desideri immediati come il progresso o la realizzazione di un obiettivo. E la sfida per noi come comunità è proprio questa: aiutare tutti a sentire ricca la propria vita, una ricchezza autentica. E la ricchezza autentica è determinata dal fatto che c'è un cammino che si compie, un'attesa che va colmata. Per i club service l'appuntamento con il Vescovo è ormai una piacevole e consolidata consuetudine. Sì, è un momento molto bello perché ci unisce tutti i club service che hanno finalità diverse, ma tutte rivolte sul territorio, alle persone, e ci unisce in questo momento la solidarietà e la carità per le mense e per le persone in difficoltà. Quante persone hanno aderito a questo appuntamento quest'anno? Circa 200 persone. E siamo molto contenti perché abbiamo visto anche che sono molto distribuite tra i club, quindi vuol dire che tutti i club sentono abbastanza in maniera uniforme questa iniziativa. È stato inaugurato questa mattina un nuovo defibrillatore all'interno del supermercato Basco di San Salvatore di Cogorno. La postazione DAE è frutto della collaborazione tra la Croce Rossa Cogornese e la catena del supermercato. Il defibrillatore automatico esterno è uno strumento prezioso che potrà essere utilizzato in caso di arresto cardiaco. Domani dalle 8:20 alle 16:20 al centro San Salvatore del Villaggio del Ragazzo si terrà il primo dei 3 Open Day dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Un appuntamento rivolto in particolare alle famiglie e ai ragazzi che stanno per uscire dalla terza media e che vogliono saperne di più sui corsi per diventare operatore elettrico, operatore del legno e dell'arredamento oppure operatore meccanico. Durante l'Open Day sarà possibile visitare le aule e i laboratori, ma questa opportunità è possibile in qualsiasi momento dell'anno prendendo contatti direttamente con la segreteria della formazione professionale allo 0185 37 52 30. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per la pagina sportiva. Conte spinge per l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera. Il Premier vuole un accordo con l'Unione Europea, l'ipotesi è il 2% di deficit, i due vice piena fiducia al Premier, IMU più leggera per le imprese, accise sulla benzina in Liguria, il PD solleva il caso. In cerca di 8 miliardi, il commento di Federico Fubini, il governo ha 2 settimane di tempo, e vediamo nella bella vignetta di Gianelli l'Italia e l'Unione Europea sulla stessa barca. Data room di Milena Gabbanelli, tutti i danni dello spread alto, e poi cittadini e partiti, la riscossa della borghesia che va in piazza senza casacche. Invece non è la borghesia che va in piazza in Francia, sono i gilet gialli, Macron sfida i gilet, niente resterà impunito, applausi e fischi al presidente all'Arco di Trionfo danneggiato. Nei campi d'Italia 100.000 schiavi, braccianti invisibili, l'inchiesta del Corriere della Sera, gli uffici e furbetti, si licenzia di più nella pubblica amministrazione. Ma all'interno del Corriere della Sera anche questo reportage dal mare d'Azov, nel porto dei marinai prigionieri, Mosca vuole strangolare l'Ucraina. A Mariupol la guerra non è mai finita, quel ponte voluto da Putin è la nostra rovina. Le 3 navi, da qui sono partite le 3 imbarcazioni con i 24 soldati fermati dai proiettili russi, e riesplode quindi la crisi tra Russia e Ucraina. Andiamo sul secolo XIX, Bucci detta l'agenda della ricostruzione in carico il 14 dicembre, ma il Tribunale di Genova frena. Prima di demolire si tutelino le prove. Manovra, resta l'accise ligure 5 centesimi per i danni del maltempo sulla benzina. Salvini Di Maio, eviteremo la terza recessione.
E poi dal nostro territorio Portobello prova a rialzarsi, ma la diga è indispensabile per tutelare Sestri. Lo sport, il calcio, Boscaglia, Lentella non ha giocato bene, pari con il Novara, mentre invece Collina delle Grazie oggi può ripartire dalla pulizia dell'area. Vediamo appunto nel Levante, Collina delle Grazie al via oggi la prima pulizia dei sentieri, la esegue la cooperativa sociale Pellicano Verde su incarico di HGM, che ha in affitto l'area del Torriglia. Mercoledì in consiglio la nuova versione del PUC che cancella residenze sulla Piana. Sempre da Chiavari chiude un altro simbolo della città dei portici, addio alla tipografia Colombo di Chiavari, per 113 anni ha stampato la storia della città, l'antica bottega abbasserà la serranda per sempre il 1° dicembre 2019, l'hanno gestita ben 5 generazioni della stessa famiglia. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti, un flash di cronaca. I carabinieri di Rapallo hanno arrestato uno straniero in Italia senza fissa dimora con precedenti. Aveva sulle spalle un cumulo di pene da scontare per un totale di 2 anni e 6 mesi di reclusione, ma anche 21.550 euro di multa, poiché è responsabile dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sequestro di persona. L'uomo è stato anche denunciato per non aver rispettato l'ordine del questore di lasciare lo Stato italiano. È stato portato in carcere a Chiavari. È tutto, a te la linea. Grazie, siamo allo sport, il calcio, Lega Pro, pareggio casalingo per la Virtus Entella con il Novara. Un punto buono per i biancocelesti, protagonisti di un tour de force per recuperare le partite non ancora disputate. La Virtus Entella è passata in vantaggio al 45esimo del primo tempo con Caturano. La rete del pareggio del Novara è arrivata all'80esimo con Bove. La Virtus Entella sale a 20 punti in classifica. Nell'unica settimana interamente libera si incastra il tanto atteso match di Coppa Italia Team Cup, che vedrà la Virtus Entella impegnata contro il Genoa giovedì alle 18 allo stadio Ferraris di Genova. Le interviste a fine gara di Nicolò Pagliettini. Finisce 1-1 il big match della 14esima giornata tra l'Entella e il Novara. Al Comunale è andata in scena una gara equilibrata, maschia, vera, dal primo e combattuta dal primo all'ultimo minuto. L'Entella è riuscita ad andare in vantaggio allo scadere della prima frazione con il terzo gol in campionato di Salvatore Sassà Caturano, che sarà fatto trovare come sempre da Rapace d'area di rigore al posto giusto al momento giusto. Nella ripresa i ragazzi di Boscaglia hanno cercato di chiudere la partita, ma il Novara è rimasto in gara dimostrando di voler a tutti i costi uscire al Comunale con dei punti, e poi, come purtroppo è accaduto sia nella partita di Cuneo poi che rinviata che in quella di Siena, gli ultimi minuti sono stati ancora fatali ai ragazzi di Boscaglia, perché a 10 minuti dal 90esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore squadra Juventus Bove ha segnato la rete del definitivo 1-1. Diciamo che abbiamo giocato contro una squadra forte, che è costruita sicuramente per il salto di qualità. Noi abbiamo avuto un approccio tranquillo, nel senso che comunque sapevamo la forza del Novara e quindi abbiamo lavorato su determinati concetti. Loro hanno scelto di venirci a prendere alti, ma ogni volta che andavamo via dal loro primo pressing avevamo la possibilità di girare continuamente e andare da lato a lato per fargli male. A volte lo abbiamo fatto, a volte no, quindi da questo punto di vista non siamo stati lucidi. Nonostante questo abbiamo trovato il gol e nel secondo tempo però non siamo entrati bene in campo. Dobbiamo lavorare sugli ultimi 10 minuti, perché facciamo una gran partita per 80 minuti e poi gli ultimi 10 minuti che sono quelli dove dovresti stare più concentrato, ci lasciamo un pochino prendere dall'emozione così, e anche oggi abbiamo preso gol sulla palla inattiva. Comunque secondo me nel complesso è stata una buona partita e un pareggio alla fine giusto, visto che comunque anche loro sono un'ottima squadra con un organico da Serie B. Serie D, una vittoria ed un pareggio nella 13ª giornata del campionato. Il Sestri Levante ha battuto l'Arconatese per 2-0, mentre la Lavagnese ha pareggiato 2-2 in casa del Savona. Al Sivori di Sestri Levante i corsari sono passati in vantaggio al 14esimo del primo tempo con Bergamino, il raddoppio al 17esimo del secondo tempo con Carnicelli. A Savona la Lavagnese passa 2 volte in vantaggio, ma viene riagguantata dai padroni di casa. La prima rete bianconera porta la firma
firma di Allucci che va a segno al 39esimo del primo tempo. Il pareggio del Savona nella ripresa al 15esimo con Virdis. La Lavagnese nuovamente in vantaggio al 31esimo con Oneto. Il gol del 2-2 arriva al 41esimo del secondo tempo con Boilini. In classifica Sestri Levante sorpassa la Lavagnese, va a quota 17, 16 punti per i bianconeri. Prossimo turno vedrà in campo Lavagnese contro Fezzanese, mentre il Sestri Levante giocherà in casa del Ligorna. Pallanuoto, Serie A2 maschile, sconfitta per il Lavagna 90 nella seconda di campionato. Nella piscina del Parco Tigullio i lavagnesi ospitavano gli avversari del Camogli. La partita si è conclusa 10-9 per i ragazzi di Temellini al termine di una gara sudata, sofferta, combattuta. Sino all'ultimo secondo le due squadre hanno tenuto il pubblico presente con il fiato sospeso grazie a giocate avvincenti ed emozionanti. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza e precisione dei giocatori del Camogli. Per i lavagnesi la consapevolezza di aver giocato per lunghi tratti di partita alla pari degli avversari. Prima di scendere in vasca i giocatori di Lavagna si sono presentati al pubblico indossando la maglietta preparata dalla società per ricordare il dirigente Giuse Bacigalupo prematuramente scomparso. Il capitano Francesco Cotella ha donato la maglietta alla moglie e alla figlia dello scomparso che erano presenti sulle gradinate. Nella nostra rubrica Momento Sport, in onda subito dopo la prima e l'ultima edizione del TG13 e questa sera alle 20 riproporremo le interviste realizzate in occasione del derby di pallanuoto Lavagna 90 Camogli e al termine della partita Virtus Entella Novara. Terminiamo così questa edizione del TG13, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata.